Li Wei è un artista molto originale, è un fotografo, però capisce guardando lui la differenza fra un fotografo artista e un artista fotografo. Infatti lui quasi neanche scatta, non sempre scatta le proprie immagini, il suo progetto è costruire il set, è come se dipingesse un quadro che poi invece di ritrarlo col pennello lo ritrae con uno scatto fotografico. E questa volta ha voluto sfidare la gravità in modo originale, lo fa sempre, ma qui l'ha fatto sopra i cieli di Venezia. E come fanno i cinesi, che sono capaci di unire un sottile, come dire, concetto sociale ad una simpatica ironia, lui si è trovato a volteggiare assieme a dei volontari, vestito con improbabili abiti religiosi, ma che hanno un senso per lui che è un cinese, si sa come il tema del Tibet sia caldo in Cina, oppure a vederlo addirittura volare con un salvagente appeso, quasi come fosse un elemento che lo sorregge, oppure addirittura sfrecciare con dei fumogeni che danno l'idea che lui sia una specie di jet umano che vola sopra i cieli di Venezia. Arte che si dedica all'arte. Questo è Venezia nel periodo della Biennale. L'intera città è un'opera d'arte che accoglie in sé, avvolgendola a sua volta, altra arte. E poco importa che questa si manifesti sotto le spoglie di un imponente dipinto orientale o di un giardino di rose fiorite nella corte interna di una caserma affacciata sul Canal Grande. Può capitare anche di vedere un cinese fluttuare nel cielo sopra San Marco, ben più in alto della punta del campanile. Ma non sono miraggi dovuti al caldo, sono esercizi artistici che riempiono gli occhi di chiunque capiti in laguna. Dal pubblico edotto e avvezzo alle installazioni più audaci, al semplice turista o al cittadino di passaggio, l'estate veneziana ha un gusto particolare proprio perché l'arte è nell'aria, si infiltra tra le calli e gli antichi palazzi e lascia sempre qualcosa di sé a chi le dedica un pensiero, uno sguardo. Di questa invasione d'arte trae beneficio non solo tutto il sistema culturale ed economico della città, ma anche dell'intera provincia.